Dallo studio 3 un saluto, continuiamo con lavori in corso, oramai diciamo che la trasmissione sta penetrando un po' dappertutto, abbiamo dei riscontri, evidentemente affrontiamo dei temi che sono di grande attualità, li cerchiamo appositamente. Con me c'è naturalmente Pietro Caruso che mi dà una mano, una grande mano, collega Pietro Caruso, e come testimone ospite questa mattina, e ci fa piacere che ci sia e lo ringraziamo, per parlare di crisi 3.0, perché continuiamo a parlare di crisi, è il tema d'attualità, Paolo Cavini, presidente della CNA di Imola. La saluto Cavini, grazie di essere qui. Grazie a voi. Tra un minuto abbiamo in linea, quindi la prego un attimo di avere pazienza, abbiamo in linea il direttore generale della Lega Coop Romagna, Monica Fantini, che approfittiamo perché poi ha degli impegni, approfittiamo per sentire lei. Buongiorno, buongiorno, direttore. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Una domanda subito, così so che lei ha molti impegni. Ed è quella generica e generale, certamente non originale, ma è l'unica domanda che le posso fare. Dal punto di vista Lega Coop, quindi un osservatorio particolare, ecco, la crisi, come è vista, che cosa sta succedendo? Allora, diciamo che la crisi sta creando, ho un ritorno incredibile, mi sento la mia voce che rimbomba, comunque è un problema crescente, non ne siamo assolutamente fuori e diciamo che nel 2014 e nel 2015 le imprese stanno acutizzando ancora di più la sofferenza rispetto a una situazione che sta creando veramente un declino diciamo industriale e in questo anche una problematica molto forte rispetto alla coesione sociale, tutto quello che si può produrre. Il tema del lavoro è quello quindi in assoluto più complesso e sul quale bisogna agire immediatamente. Certo. Sono cose ormai che ripetiamo costantemente ma che effettivamente non vengono risolte e questo crea veramente un circolo negativo che non ci fa uscire dalla crisi. Quindi un cuneo fiscale che in Italia è del 50%, quindi sappiamo una differenza tra costo aziendale e salari che sono tra i più bassi in Europa. Quindi ovviamente la riduzione di questo cuneo fiscale, la riduzione della fiscalità nelle imprese comunque libererebbe risorse, quindi aumenterebbe quel potere d'acquisto che oggi per le famiglie è meno 4%, quindi voglio dire siamo veramente agli anni 50 quasi, quindi le lancette dei nostri orologi sono andate veramente molto indietro. Quindi c'è bisogno assolutamente di ripartire da una fiscalizzazione che sia anche premiante. Noi in questo momento abbiamo un peso sulla fiscalità nelle imprese che sappiamo supera il 68%, quindi anche questo, quando la media europea è del 42% più o meno, questo ovviamente continua a creare un danno importante. Rispetto a questo io non voglio fare l'elenco dei problemi, ma effettivamente dentro il problema in Italia c'è la soluzione, perché se in un decreto recente che è quello di Destinazione Italia diciamo che chi vanta un credito per la pubblica amministrazione può congelare solo per il 2014 le cartelle esattoriali se l'importo è inferiore o uguale al pagamento non ricevuto, direi che questo è da palissiano, cioè mi sembra che non ci voglia molto a capire che devo avere dei soldi rispetto a questo, però c'è tutta una serie di incoerenze che noi stiamo continuando a portare avanti e in tutto questo le imprese chiudono, le imprese hanno problemi seri sul termine dell'occupazione e l'altra cosa assolutamente grave sono i giovani, cioè se questo è un paese che ha il 46% di disoccupazione nei giovani, il 24% dei net, cioè quelli che non cercano più lavoro e non studiano, quindi si escludono, quindi nel crollo più totale della fiducia. Rispetto a questo bisogna rimettere insieme dei sistemi che, voglio dire, innanzitutto incentivino e premino il buon lavoro e la buona impresa. Ho capito. Perché l'altro tema grave è quello degli appalti.
E qui di nuovo la grande incoerenza che sta affliggendo le nostre imprese. Non possiamo aver fatto politiche, soprattutto nella nostra regione, di grande qualificazione delle imprese, quindi noi abbiamo imprese che lavorano bene, che sono certificate, che hanno fatto della sicurezza, della tutela ambientale un loro marchio distintivo, e poi facciamo dei ribassi nelle gare d'appalto che arrivano, dati recenti di una gara importante di un ente pubblico, al 52%, perché io voglio capire chi vince quelle gare se effettivamente produce buon lavoro o meno. Certo, allora, certo. rispetto a questo io credo che ci sia un lavoro che va fatto assolutamente in termini coesivi, quindi con le istituzioni che devono fare la loro parte e soprattutto devono adeguarsi ai tempi dell'impresa. C'è uno scollamento totale tra i tempi dell'impresa e i tempi della pubblica amministrazione che aggrava ulteriormente il problema. La sento giustamente inferocita. Sì, molto. Le vuole fare una domanda, direttore, le vuole fare una domanda il collega Caruso. Sì. Direttore, fermo restando che voi come Lega Coop avete contribuito a semplificare anche i vostri costi con l'unificazione su scala romagnola, che mi sembra un'ottima soluzione. Volevo però affrontare con lei un tema sul quale immagino si stia scervellando dall'inizio dell'anno e anche nel passato, molto delicato: il rapporto con il mondo del credito, soprattutto da parte delle imprese cooperative. È vero che è una situazione che si è ulteriormente aggrovigliata negli ultimi mesi? Sì, anche la difficoltà di accesso al credito e quindi il problema della trasformazione dei problemi di liquidità in crisi di solvibilità. Questo è un problema che diciamo che dall'inizio della crisi noi avvertiamo, ed è un problema anche in questo caso crescente, quindi è crescente per le imprese che diventano non bancabili e che quindi pagano molto, diciamo, anche il denaro, e questo diventa un problema serio di ripresa, ma anche per tutto lo start-up di impresa, quindi anche per tutte quelle imprese che si avvicinano, che vogliono creare nuova imprenditorialità, e parto ancora dal problema dei giovani, per creare nuovi ambiti di sviluppo. Allora, un'ultimissima domanda telegrafica, perché poi abbiamo un ospite qui in studio e voglio sentire anche da lui e voglio liberare lei, direttore. All'interno di Lega Coop, quante imprese hanno chiuso? Ci dà dei numeri, ci può dare qualche indicazione? Allora, a livello di Lega Coop Romagna diciamo che di chiusure noi in questi anni non ne abbiamo avute, però abbiamo imprese che hanno dei concordati in continuità, che hanno comunque situazioni di crisi acclarata, abbiamo più di 2000 persone in cassa integrazione in questo momento, in CIGO o in programmi di solidarietà. È ovvio che nel bacino Romagna, come diceva prima Caruso, questa unione è stata molto importante. Io credo che questa vada sollecitata anche per gli altri colleghi, anche di altre associazioni, perché in questo si è creata comunque anche una massa critica che dà maggior valore anche di competitività alle imprese e di maggiore capacità di rete fra le stesse. Sappiamo bene che la cooperazione, ma anche le altre imprese, al centro c'è la persona e al centro per noi c'è l'occupazione. Il dato occupazionale in sé non ha subito grandi flessioni in questo momento. Il dato è che ci sono tante persone in cassa integrazione, e l'altro dato molto importante è che dal 2008 che non si crea nuova occupazione. Quindi voglio dire, non c'è un incremento in percentuale di nuove assunzioni, questo è drammatico. Io la ringrazio moltissimo, direttore. A voi, buon lavoro. Buon lavoro anche a lei, buon lavoro, a risentirci, grazie ancora. Siamo a noi, ha sentito? È inferocita anche lei? Concordo per tutto quello che accade, per tutto praticamente. Il problema è analogo sia del mondo commercio cooperativo che del mondo imprenditoriale o artigianale che sia. Non ci sono differenze, nel senso che il problema del credito esiste, è drammatico. Anche se qui a Imola si parlava prima, quando non eravamo ancora in trasmissione, era dal punto di vista del credito forse c'era una situazione migliore sicuramente rispetto alla però anche lì insomma è decaduta anche qui. Forse la crisi è arrivata un pelino dopo rispetto a altre zone d'Italia, però la crisi è arrivata anche questa, questa. Non c'è.
Facciamo un quadro generale, poi magari andiamo sul particolare. Come siamo sistemati qui? Beh, allora, io oramai considero gli imprenditori capitani di impresa, e nel circondario imolese posso dire che purtroppo tra capitani sconfitti e capitani coraggiosi, quindi il saldo fra quelle che hanno chiuso e quelle che hanno chiuso e che hanno aperto, perdono, è un saldo negativo di oltre il 10%. Però. E quindi è un dato allarmante. Allarmante perché poi possiamo, se andiamo nel dettaglio, verificare che molte aziende che hanno chiuso erano aziende strutturate, magari con dipendenti, e molte aziende che hanno aperte sono micro imprese o start-up, quindi con poca occupazione. È anche vero che io, quando dico capitani di impresa, aggiungerei anche eroi, perché, come diceva prima la collega di Lega Coop, la direttrice, noi oggi siamo su un ordine di un 54-55% di tassazione su un'impresa che con quelle locali e i balzelli riusciamo ad arrivare a oltre il 65-68%. Quindi è veramente limitata la marginalità, considerando quello che abbiamo detto prima, che l'accesso al credito è praticamente diventato cosa per pochi. Vai Pietro. Ma direi che però, non per fare l'avvocato del diavolo, che in questo modo, come si dice, dà un'idea in controtendenza rispetto alla crisi che c'è, assolutamente da sottolineare. Però alle volte ci siamo chiesti visto che questo è il 3.0 delle trasmissioni sulla crisi qui a Lavoro in Corso, se c'è anche un po' di autocritica da parte degli imprenditori, oltre degli altri poteri pubblici, e dei poteri pubblici. Nel senso che le crisi arrivano, ed è una crisi globale, è una crisi di sistema, è una crisi nazionale e sicuramente di tutto il mondo occidentale, soprattutto europeo. Però la grandezza delle vostre imprese, visto che lei rappresenta il sindacato di impresa forse in questo momento più forte per quello che riguarda il mondo artigiano, la misura della vostra forza, la scala con cui affrontate la crisi, è quella ideale? Non è che bisogna cominciare a ripensare anche all'idea di un'impresa piccola ma globale, visto che il mercato con cui ci confrontiamo non è più il subsistema delle grandi imprese da cui le imprese artigiane conto-terziste facevano venire fuori il loro successo di impresa. Che ne dici? Bisognerà cominciare a pensare che piccolo non è sempre bello. Allora, piccolo non è sempre bello, oggi più forse che nel passato. La nostra associazione a livello regionale ma nazionale sta discutendo sempre più la creazione di strumenti per internazionalizzare anche i piccoli, per essere di supporto anche ai piccoli, per poter dare possibilità e opportunità di andare nei mercati esteri, e al tempo stesso di iniziare percorsi che portino alla creazione di vere reti di impresa tra le varie tipologie di attività. Ed è chiaro che il contratto di rete di imprese è pochi anni che esiste, quindi c'è anche un discorso culturale da proporre agli imprenditori. C'è da dire che forse le piccole imprese oggi scontano soprattutto la poca capitalizzazione quando vanno in banca a chiedere e quindi hanno una scarsa capitalizzazione. Però io mi sento anche di dire che veniamo da una situazione dove l'imposizione di tasse è sempre stata molto elevata, quindi è fatica capitalizzare poi per una piccola e media impresa, a differenza magari di una grande che può avere scenari diversi. Ma per una piccola, anche negli anni indietro, non è stata solamente una volontà o un'incapacità dell'imprenditore, è stato anche un po' il contesto che non portava alla possibilità di capitalizzare l'impresa. Ma appunto per questo però, non è il caso allora che anche appunto organizzazioni di rilievo come la vostra accentuino quei fattori, per esempio di incentivazione, non solo alla costruzione della rete, ma oso dire alle fusioni delle aziende che funzionano,
Perché mi sembra che da noi abbiamo un viziaccio italiano che è nel nostro DNA culturale e morale di essere degli anarchici ma individualisti, cioè di avere la componente del disordine che crea l'anarchismo e poi l'egoismo rapace degli individui che vogliono far da soli. Invece bisognerebbe puntare a forme cooperative anche incentivate, se vogliamo stare dentro la scala. Lei è d'accordo con questa mia analisi così graffiante e dura, che può anche essere molto più graffiante ovviamente, come Leonello sa? Guardi, io penso che sia importante creare delle aggregazioni, ma ritengo anche che sia impossibile imporre delle aggregazioni. Cioè, oggi se noi imponiamo delle aggregazioni rischiamo di, secondo me, perdere il valore aggiunto che hanno quelle specifiche attività. Ma se gli date dei soldi lo farebbero? Oggi non è così facile reperire finanziamenti. No, ma io voglio solo sapere questo. Credo che sia... Si trovano dei soldi, sono casi, vanno verificati. No, allora lei mi sta dicendo praticamente di attività. Quello che ha detto Monica Fantini, sono riuniti, no? Per abbattere anche i costi, per avere una visione più globale, eccetera, eccetera. Quindi è abbastanza difficile per quanto riguarda il vostro caso, cioè l'unione fa la forza, non la fa, cioè voglio dire, è possibile una cosa del genere? Ma noi al nostro interno, ripeto, si sono cambiati gli organi nazionali quest'anno a dicembre e quindi in questo mandato sicuramente ci si adopererà per sicuramente molti servizi metterli in scala. Ecco, questo che volevo, il processo sapere. Il processo c'è. Noi le chiamiamo il protocollo delle 62 tesi e quindi... E voi molesi dove state? Sotto Bologna immagino, de facto, circondari molese, come CNA. È autonoma da Bologna. Ah, è autonomo. Però non è neanche nel sistema romagnolo. No, ma la CNA non ha un sistema romagnolo, è un sistema emiliano. Praticamente è un sistema territoriale ed è diviso in 10 aree. Praticamente sono le 9 province più Imola. Che è come una provincia, quindi. Sì, viene considerata provinciale. Siamo a livello, loro si muovono a livello dell'impero romano, cioè quando le province, è così, no? No, ci sono le centuriazioni. Siamo quasi alla fine di questa prima parte, volevo farle vedere, se riusciamo a farglielo vedere, per poi dopo riprendiamo perché le devo fare altre domande, un contributo secondo me interessante perché ci viene dal, non so se la regia l'ha già preparato, ma penso di sì, dall'ex vice ministro del Tesoro Roberto Pinza, che è anche attualmente presidente della Fondazione Carisma di Forlì, a cui ho fatto una domanda specifica sulla crisi. E da un uomo di esperienza come lui, secondo me è interessante sentire qual è la sua spiegazione, qual è la sua visione di questa crisi. Se ce la può mandare la regia, così le facciamo sentire anche... Avvocato, lei è stato anche vice ministro del Tesoro, poi è stato presidente della Camera di Commercio di Forlì e Cesena, quindi ha una grande esperienza. Parliamo di crisi, saremo poco originali, ma in questo momento è quello che tiene maggiormente l'attualità. Ecco, un suo pensiero su questa crisi, sul sistema Italia, funziona, non funziona? Diciamo che funziona un po' meno degli altri, ecco. Quello che si è evidenziato in questo periodo di crisi, periodo lunghissimo, perché ormai siamo al 6° anno e non c'era mai stata nessuna crisi che fosse durata tanto, tutti ricordano con emozione la crisi del 1929-32, ma durò 3 anni. Questa crisi lunghissima ha dimostrato alcune cose. Primo, che quelli che ne hanno sofferto di più, tutti ne hanno sofferto, ma di più, che fanno più fatica ad uscirne, sono i 4 paesi mediterranei. Cioè la Grecia, l'Italia, la Spagna e il Portogallo fanno un'enorme fatica perché sono strutture più deboli, meno efficienti. E quindi, come avviene per i fisici più deboli, patiscono di più la malattia. E questo è intanto un primo dato che bisogna ricordare. Il secondo è che l'Italia ha un problema di scarsa produttività, cioè ognuno di noi produce troppo poco, meno di quello che potrebbe fare. E questo deriva dal fatto che è da anni che non vengono più investiti capitali in Italia, perché gli ultimi investimenti di capitale privato nelle imprese risale a oltre 11 anni fa, quindi ormai
si è invecchiata, l'investimento di capitale è stato molto modesto, a sua volta il pubblico può investire poco perché è pieno di debiti, e quindi si è creata una contrazione degli investimenti. A questo aggiunge che non è che proprio tutti gli italiani facciano del loro meglio, nel migliore dei modi, il loro mestiere, la loro attività. Il risultato è che la produttività si abbassa. Quando la produttività si abbassa tu sei poco competitivo. Se tu fai con un costo, cioè a parità di situazione, tu produci 95, un altro 105, vincerà sempre l'altro. Quindi, infatti, cos'è che va molto bene in Italia? L'Italia va molto bene le imprese esportatrici, siccome sono costrette a misurarsi con tutto il mondo, sono costrette a diventare brave. Chi invece sta un po' nel mercato interno, sta un po' rintanato lì, pensa che sia più importante portare a casa i soldi dall'impresa anziché mettere i propri soldi nell'impresa, il lavoratore che è ancora convinto di avere diritto al posto quando purtroppo oggi il posto bisogna guadagnarselo ogni giorno, il giovane che si rintana dietro il genitore o dietro i nonni. Tutti questi danno la sensazione di un'Italia un po' debole e quindi maggiormente in difficoltà a uscire dalla crisi, però mai mi pare che ci dovremmo essere anche per l'Italia, ma occorre molto più slancio. Bene, abbiamo sentito Pinza, noi per il momento Cavini ci fermiamo, dice delle cose, mi sembra sagge, una grande esperienza, però insomma forse bisogna un attimo penetrare un po' di più e lo faremo subito dopo. Per il momento andiamo in pubblicità e poi ci rivediamo su Crisi 3.0. Lavoro in corso.